Buongiorno e buona domenica, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Ancora aggressioni a medici e infermieri, allo Zen, picchiati operatori del 118, al San Marco di Catania, atti violenti nei pronto soccorso. Per la CISL serve più sicurezza e più personale, troppo esiguo per affrontare le emergenze del triage. Schifani, vogliamo lavarci le mani. A Caltanissetta, studenti e associazioni in strada per protestare contro la crisi idrica con slogan e striscioni. L'acqua arriva ogni 6 giorni, ma in certe frazioni non arriva da mesi. A Brucoli si chiude la 3 giorni nazionale di Fratelli d'Italia, tra i temi la siccità e le misure messe in atto dal governo Meloni, tra gli ospiti il ministro Musumeci. Alla scoperta di bellezze storiche e culturali del territorio siciliano, torna l'appuntamento con le vie dei tesori, 8 le città da visitare in Sicilia nel weekend fino al 20 ottobre. A Catania e Palermo l'evento si prolunga fino al 3 novembre. La radio spegne 100 candeline. Da Marconi all'era di internet tutto è cambiato, ma la radio resta sempre il mezzo più amato. Calcio, il Palermo in campo al Barbera contro la Salernitana, i rosa cercano la vittoria casalinga, Dionisi vuole continuità della sua squadra, dubbi e ballottaggi in attacco. In Serie C il Catania tra poco al Pinto sfiderà la Casertana, tra i rossazzurri ancora molte le assenze in mediana, il Messina ospita la capolista, sul neutro di Potenza il Trapani si misura contro il Sorrento. Ancora ben trovati, lo avete sentito dai nostri titoli in primo piano, ancora le aggressioni nei confronti dei sanitari. Partiamo dall'ultima avvenuta a Palermo, allo Zen, medici e infermieri del 118 sono stati appunto aggrediti. Questo episodio ripropone il tema della sicurezza proprio per gli operatori sanitari. Francesco Triolo. Un fenomeno in costante e preoccupante crescita, quello delle aggressioni agli operatori sanitari. L'ultimo in ordine di tempo, quella avvenuta allo Zen di Palermo durante un intervento di soccorso dopo un incidente stradale nel quale sono rimaste ferite 3 persone quando sono stati aggrediti e picchiati medici ed infermieri del 118. Troppi per i parenti dei feriti, 7 minuti per l'intervento dell'ambulanza. Un'aggressione che ha scatenato diverse polemiche. L'Ordine dei Medici di Palermo chiede l'applicazione delle misure previste dal decreto legge in vigore dal 2 ottobre. Il direttore del 118 della centrale operativa di Palermo Trapani ed Agrigento, Fabio Genco, ha preannunciato una denuncia su quanto accaduto chiedendo la convocazione di un tavolo in prefettura e che gli operatori vengano scortati dalle forze dell'ordine. Proponiamo che ci sia maggiore sicurezza per i nostri operatori che giornalmente agiscono e vanno in alcune zone periferiche dove può capitare che ci siano di questi atti vandalici da parte di... Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire l'accaduto e stanno procedendo all'acquisizione delle immagini delle telecamere dell'ambulanza e della zona. Quella di Palermo è soltanto l'ultima di una serie di aggressioni. A febbraio un medico dell'ospedale Cervello è stato picchiato con un tirapugni, a luglio è accaduto all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi di Catania a danno di una dottoressa, ad agosto sono state 3 le aggressioni nel giro di pochi giorni in altrettanti ospedali siciliani. E le aggressioni accadono spesso nei pronto soccorso, pochi giorni fa appunto l'ultima al San Marco di Catania. C'è l'intervento della CISL che dice che bisogna operare su 2 fronti, quello della sicurezza e quello anche del personale sanitario troppo esiguo per affrontare le emergenze del triage. Simona Mazzone. L'ultima aggressione in ordine di tempo al pronto soccorso del San Marco a Catania, dove padre e figlio si sono scagliati contro i medici rompendo anche una vetrata, perché l'attesa di cure al triage per la loro parente si stava dilungando eccessivamente. Non si tratta del primo episodio e probabilmente non è nemmeno l'ultimo, ma è certo che vicende come questa accendono i riflettori sulla mancanza di sicurezza nei presidi ospedalieri, dove medici, infermieri e personale sanitario non sono al sicuro, spesso oggetto di escandescenze da parte di utenza stremata dalle attese. Dall'inizio dell'anno sono 26 le aggressioni denunciate al San Marco e 4 al Policlinico. Le strutture si devono costituire parte civile quando accade ciò ed è per questo che abbiamo chiesto al prefetto e continuiamo a chiedere
con estrema urgenza al prefetto di convocare il tavolo provinciale per la salute e sicurezza. Nel contempo emerge anche la questione delle liste di attesa, dei triage che lasciano per ore pazienti in pronto soccorso ad aspettare, ed è qui che si scatenano momenti di tensione fino ad arrivare in alcuni casi ad aggressioni, prima verbali poi fisiche. Alcune situazioni accadono per l'estenuante attesa di codici bianchi di 11-12 ore, purtroppo per l'esigua presenza di personale medico. La richiesta è quella di un presidio fisso delle forze dell'ordine in quegli ospedali come il San Marco, dove manca. La figura del vigilante non basta, perché il vigilante ha nel contratto soprattutto la tutela del bene e quindi non c'è una regola di ingaggio come lo potrebbe avere un rappresentante delle forze dell'ordine. Altro punto su cui si batte il sindacato è ottenere maggiore tutela da parte del presidio ospedaliero verso i propri dipendenti, che in caso di aggressione devono pagare da sé cure e legali. E a proposito di aggressioni, a Palermo 2 turisti tedeschi la scorsa notte sono stati aggrediti in piazza Sant'Anna, zona appunto della movida palermitana. Ai poliziotti intervenuti i 2 hanno raccontato di essere stati percossi da altre 2 persone e non sarebbe ancora però chiaro il motivo di questa aggressione. Uno dei 2 giovani è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale civico, l'altro invece ha rifiutato le cure dei medici. Gli agenti di polizia si trovavano in zona proprio per controllare le aree frequentate dalla movida. E adesso cambiamo argomento, parliamo della crisi idrica, perché in Sicilia è ancora emergenza. La situazione più complicata, come vi raccontiamo ormai da tempo, è a Caltanissetta, dove l'acqua scorre a turni di 6 giorni, ma in certe frazioni addirittura non arriva da mesi. Oggi corteo di studenti e associazioni nel centro città. Orazio Longo. Siamo a Caltanissetta e siamo nel 2024 e ancora non possiamo considerare l'acqua un diritto. Schifani, vogliamo lavarci le mani. Gli studenti di Caltanissetta gridano e si rivolgono al presidente della regione mentre in corteo sfilano da Piazza della Repubblica in parata contro l'emergenza idrica. Un'emergenza che non è più purtroppo una novità. Né a Caltanissetta né in gran parte del resto della Sicilia, dopo un'estate letteralmente a secco che ha scoperchiato i problemi atavici di gestione degli impianti e che ancora oggi costringe centinaia di migliaia di siciliani a turni e razionamenti. Come quelli del capoluogo nisseno, dove l'acqua in città scorre a turni di 6 giorni, ma in alcune frazioni non arriva addirittura da mesi. E il costo delle autobotti è raddoppiato, quando non triplicato. Insomma, l'acqua vale più dell'oro. E la tensione sociale non accenna a diminuire. L'emergenza è troppo seria per concedersi pause, spiega il comitato composto da studenti liceali e universitari, assieme a loro anche rappresentanti politici e associazioni. Il problema non è solo nei rubinetti, ma anche negli invasi, dove l'acqua è poca e torbida, i pesci sono in affanno. E con il vento di scirocco e il nuovo innalzamento delle temperature si rischia la moria della fauna, specchio di un disagio che tocca anche le altre province dell'isola. Palermo, dove da domani inizia il razionamento in alcuni quartieri, e nella piana di Catania, dove a soffrire sono anche i fichi d'India. E di siccità e delle misure messe in atto dal governo Meloni parla il ministro Musumeci a Brucoli per la convention di Fratelli d'Italia. Tra gli ospiti di questa giornata conclusiva anche il nuovo ministro della Cultura Alessandro Giuli. Per noi c'è Luca Ciliberti. La partita dell'economia e dello sviluppo del futuro che si gioca sott'acqua e nello spazio, e ancora la prevenzione e la protezione civile. I ministri Nello Musumeci e Alessandro Giuli chiudono la 3 giorni nazionale di Fratelli d'Italia a Brucoli, per l'ex presidente della regione, un'occasione ovviamente per parlare di siccità e delle misure messe in atto dal governo Meloni per affrontare le emergenze climatiche. È un tema, se ci fate caso, nel dibattito politico che non appare ancora prioritario nonostante quello che accade ogni giorno. Credo che servano almeno 20 miliardi da utilizzare in 10 anni per cominciare a fare seria opera di prevenzione. Musumeci attacca l'ambientalismo di sinistra, troppo semplice mummificare l'ambiente e dire qui l'uomo non entra, come vorrebbe Bonelli, dice, e la cementificazione selvaggia. Poi ricorda la mancata politica di prevenzione, compresa la legge regionale da lui stesso varata nel 2017 e mai applicata. Se penso agli oltre 150 miliardi spesi per il bonus, provo rabbia, perché avremmo davvero potuto con quella somma mettere in sicurezza il territorio nazionale.
Per il ministro della Cultura è la prima uscita pubblica e per lui subito la grana del Teatro Massimo di Palermo. Non posso e non rientra nella mia titolarità dire se Betta rimarrà o meno sovrintendente, perché è una decisione corale che deve tener conto, e qui forse ci capiamo meglio, delle esigenze del luogo, cioè di Palermo. Non ci sono nomi che si calano dall'alto, non ci sono nomi che spuntano dal basso. Quello che posso dirvi è che a breve la questione verrà chiarita nel modo migliore e più soddisfacente per tutti. Una 3 giorni organizzata dai gruppi parlamentari di Senato e Camera di Fratelli d'Italia per la seconda volta in Sicilia. L'attenzione che ha questo governo nei confronti della Sicilia e del Sud è un'attenzione tangibile, solo chi ovviamente in malafede non lo evidenzia e non lo vuole raccontare, ma noi siamo orgogliosi di farlo per gli italiani, certamente no per avere un riconoscimento dalla sinistra che ha distrutto questo paese. Ancora sangue sulle strade siciliane, l'ultima vittima a Partanna, siamo in provincia di Trapani, si chiama Calogero Ingoglia, 25 anni, il giovane ieri sera in via Castelvetrano si trovava in sella alla sua moto assieme ad un amico quando per cause ancora in corso di accertamento è finito a terra. L'impatto è stato mortale per il 25enne, l'amico per le ferite gravi riportate è stato trasferito in ospedale. Il film Iddu, che trae ispirazione dal rapporto epistolare tra Matteo Messina Denaro e Catello, nella realtà Antonio Vaccarino, verrà proiettato a Castelvetrano, paese natale del boss. Dopo il no del figlio di Vaccarino, Salvatore, a proiettare la pellicola nel suo cinema Marconi, il sindaco Lentini lo farà invece proiettare al teatro Selinus, per il quale non è ancora stata scelta la data. E adesso cambiamo argomento. A Ragusa i più grandi atleti nazionali del basket in carrozzina per la partita della vita, il progetto a favore delle persone con lesione al midollo spinale. Veronica Barbarini. In campo non esistono distinzioni e l'unica misura del valore è proprio il campo. L'evento sportivo, la partita della vita, incarna questo pensiero. Dà valore a chi, magari in una frazione di secondo, ha perso la capacità di muovere le gambe, ma non per questo si è arreso. Ragusa ha accolto i più grandi atleti nazionali del basket in carrozzina per il progetto a favore delle persone con lesione al midollo spinale, promosso dall'Assessorato regionale della salute in collaborazione con l'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, l'ASP 6 e la Federazione delle Associazioni Italiane dei Paratetraplegici. Siamo contenti di partecipare a questo evento, siamo contenti di portare comunque dei messaggi positivi, no? Dei messaggi attraverso lo sport, che poi è la nostra passione, quello che facciamo, del fatto che comunque di cercare sempre di inseguire i propri sogni, di lottare per quelle che sono le proprie ambizioni, indipendentemente dalle difficoltà che la vita ti può mettere davanti, no? Quindi siamo contenti di essere qui e vogliamo vederci questa serata tutti insieme. Una serata di festa per l'iniziativa che coniuga benessere e valore sociale, il cui ricavato sarà devoluto sia alla FAIP Sicilia per le sue attività a favore delle persone con lesione al midollo spinale, che all'implementazione e la divulgazione dello sport nelle persone diversamente abili del territorio ebleo. Partite affascinanti, dopo 5 minuti non ti accorgi più che esiste la carrozzina, ma queste persone che fanno evoluzioni incredibili, a dimostrazione lo sport è vita e bisogna farlo, soprattutto queste persone li aiuta a uscire fuori dall'isolamento e a uscire fuori dall'isolamento mentale e fisico. E parliamo adesso dello Stromboli, perché un'esplosione maggiore, così chiamata per un maggiore rilascio di energia rispetto alle abituali, si è verificata oggi all'alba dall'area del cratere nord. È seguita un'attività effusiva con produzione di un flusso lavico che scorre lungo il canalone posto sulla sciara del fuoco e prodotto dall'attività eruttiva di luglio. Al momento la lava non raggiunge la linea di costa. E restiamo adesso alle Eolie, andiamo a Lipari alla scoperta del chiostro medievale di San Bartolomeo. Francesco Triolo.
Un nuovo modo di vivere il turismo fuori stagione, scoprendo e riscoprendo chiese e monasteri siciliani. È il caso del chiostro normanno di San Bartolomeo a Lipari, protagonista di un convegno internazionale organizzato dal Parco Archeologico delle Olie. Il chiostro, d'epoca medievale, è stato scoperto per caso nel 1978 sull'Acropoli di Lipari dal grande archeologo Luigi Bernabò Brea, e proprio lì si è parlato della difesa degli spazi sacri, di chiese e monasteri fortificati nel Mediterraneo medievale, con architetti, archeologi e storici dell'arte giunti in Sicilia da Grecia, Croazia, Spagna, Francia, Marocco, Tunisia, Malta e Italia. Lipari a questo monastero, ma è nata nella Crocoro, in questo Montarozzo di Lipari, che è il centro della città storica del passato, il cui centro era questa cattedrale con il chiostro. Tutt'attorno c'è un sistema di fortificazioni, che erano fortificazioni di epoca greca, di epoca medievale, ma anche di Carlo V, re di Spagna del Cinquecento. La presentazione del libro I chiostri nell'area mediterranea a cura di Arianna Carannante e Fabio Linguanti ha consentito di effettuare un focus proprio sul monumento medievale di Lipari, uno dei meno studiati del Mediterraneo medievale e che gli studiosi hanno visitato nuovamente alla luce degli studi più recenti. Partire da Lipari significa partire dal monumento principale del Medioevo di Lipari, cioè la cattedrale, il chiostro normanno, e da tutte le sfaccettature che a livello architettonico, storico-artistico, archeologico il chiostro ci dice nelle relazioni col mare. La cattedrale e il chiostro di Lipari hanno un proprio rapporto col mare e con la fortificazione. Tra le novità quella relativa alla data di costruzione, avviata alla fine dell'XI secolo e conclusa nel primo ventennio del XII. Il convegno si è concluso poi con un approfondimento su tutta l'area tirrenica settentrionale del Mediterraneo, della Francia, dell'Italia del Nord e della Sardegna. Torna l'appuntamento con le vie dei tesori alla riscoperta di bellezze storiche e culturali del territorio. Sono 8 le città siciliane da visitare nei weekend fino al 20 di ottobre, mentre a Catania e Palermo l'evento si prolunga sino al 3 novembre. Sentiamo. Si va per terme antiche, chiese nascoste, palazzi nobiliari, preziose collezioni e ancora atelier storici, biblioteche e palazzi d'epoca, siti archeologici. La 7ª edizione delle Vie dei Tesori a Catania e Palermo per 5 weekend fino al 3 novembre e a Sciacca, Ragusa, Scicli, Noto, Carini e Marsala fino al 20 ottobre propone la riscoperta di patrimoni inestimabili, ricchezze inedite di ogni territorio. Qui siamo a Catania in uno dei siti visitabili, l'anfiteatro romano di Piazza Stesicoro. Un circuito di bellezza che merita di essere esplorato non solo dai turisti ma anche dai tanti catanesi che in questo modo riscoprono la città. Abbiamo aspettato tanto tempo per poterlo vedere, alla fine lo hanno aperto. Com'è stata questa avventura? Molto interessante, molto bello e ci si inoltra in cunicoli oscuri, però molto davvero interessante. Catania è una bellissima città, merita comunque, abbiamo un centro storico che è meraviglioso e diciamo che non solo Catania, tutta la Sicilia. E prossima meta? Volevo fare la Camera di Commercio e io praticamente ho visitato quasi tutti i luoghi. La nostra meta è la Villa Cerami. Visita già prenotata e poi al ritorno ci godremo sicuramente questo splendido anfiteatro. Molti curiosi della cultura provengono da fuori città, tanti altri dall'estero. E andiamo per vedere anfiteatro, Santa Agata e depois as igrejas do estilo barocco. Le vie dei tesori è anche di notte con una prospettiva inedita che propone monumenti e siti illuminati. La radio festeggia i suoi 100 anni, nonostante sia cambiato tutto dai tempi di Marconi all'era di Internet, resta sicuramente uno dei mezzi più amati da tutti noi. Orazio Longo. Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma. Concerto sinfonico inaugurale.
Quartetto opera 7 di Haydn. È così che inizia la radio in Italia il 6 ottobre del 1924 alle ore 21. Sono passati 100 anni in cui il primo mezzo di comunicazione di massa che vuole vederne la paternità, Guglielmo Marconi, ha scandito la vita degli uomini di tutto il mondo. Da Uri a Eyar a Rai, da Giovinezza a Bella Ciao, dai concerti che continuano tuttora a essere trasmessi, come quel primo quartetto di Haydn, ai momenti più bui come quelli dei messaggi cifrati durante le guerre mondiali. La resistenza attraverso Radio Londra. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. La radio piace molto agli intellettuali che a partire dalla fine degli anni '20 non fanno mancare i loro contributi, da D'Annunzio a Pirandello sino a Umberto Eco e tanti altri ancora. Intellettuali e parodie come quelle più recenti di Fiorello. Baldini, lei dice studio, ma per studio intende il locale dove il professionista svolge l'attività oppure l'atto dello studiare? Con l'avvento della TV nel 1954 la radio entra progressivamente in crisi, poi arriva internet, sembra tutto finito, invece no, la radio ce la fa, con qualche acciacco, ma ce la fa. I giovani oggi la ascoltano sul telefono e nuovi termini hanno arricchito il nostro vocabolario come podcast. Ci siamo messi al passo, continuiamo a farlo e la radio rimane al nostro fianco. Amo la radio perché arriva dalla gente. E noi ci fermiamo per una breve pausa, tra poco le siciliane in campo, partiremo a parlare del Palermo, poi naturalmente Catania, Messina e Trapani, tutto questo tra poco, vi aspetto. E ben trovati, seconda parte del nostro telegiornale. Prima di parlare di calcio ritorniamo a parlare dello Stromboli. Prima vi avevamo dato la notizia di un'esplosione questa mattina all'alba, ecco si è già esaurito ed è in raffreddamento il flusso lavico fuoriuscito dallo Stromboli appunto a seguito dell'esplosione maggiore delle prime ore di questa mattina. A diramare la nota è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E adesso il calcio, il Palermo in campo oggi alle 15 contro la Salernitania. Dionisi vuole continuità dalla squadra, ma ci sono ancora dubbi e ballottaggi in attacco. Marco Gulla. Continuità. Il Palermo oggi pomeriggio al Barbera contro la Salernitana va alla ricerca della prima vittoria casalinga e alimentare quindi la striscia di risultati utili consecutivi, soprattutto dopo la vittoria a Bolzano contro il Sud Tirol. Quindi continuità che passa ovviamente da un match difficile e delicato come quello di oggi alle 15. Dobbiamo lavorare per concedere meno possibile e creare più occasioni favorevoli per noi. Al tempo stesso, nell'essere più efficaci difensivamente dovremmo concedere poco, sperando che i nostri avversari non siano molto efficaci in fase offensiva e al tempo stesso noi riuscire ad essere più efficaci rispetto ad altre partite dove abbiamo creato e non lo siamo stati. Dionisi conferma il 4-3-3 de Planche in porta, Diachité, Banica, Nicolao e Liunde in difesa, poi Segre, Gomez e Ranocchia sono certi del posto a centrocampo. In avanti alcuni dubbi, Insigne in ballottaggio con Leudaron, Di Mariano invece con Di Francesco. Ri dovrebbe essere confermato al centro dell'attacco con Brunori in panchina. Si inizia alle 15. E alle 15 in campo anche il Catania per quanto riguarda la Serie C contro la Casertana. I rossazzurri al Pinto con varie conferme e le consuete assenze in mediana. Io vi ricordo che dalle 14:30 seguiremo la partita su Telecolor. Marco Carli. Incroci pericolosi al Pinto di Caserta. Gli ex prima di tutto, ne citiamo alcuni, Montalto e Anastasio da una parte, Deli dall'altra, ma anche e già i riflessi sulla classifica per due squadre che contrariamente ad altre in questa prima fase di stagione devono aumentare la conoscenza, visto che sono state rinnovate durante l'estate. Ed ecco perché la prima parte del campionato rossazzurro è da considerarsi positiva. Di fronte a squadre già rodate e fra le prime della graduatoria, gli etnei hanno saputo recitare la loro parte, nonostante le defezioni soprattutto
soprattutto a centrocampo. Defezioni che ci saranno anche oggi al Pinto. Ora il calendario mette di fronte squadre meno strutturate negli anni e il Catania ha avuto più tempo per migliorare nel collegamento fra i reparti. Ecco perché Toscano ha chiesto di insistere, di dare continuità, ed ecco perché molti, se non tutti, gli interpreti della partita con il Monopoli saranno in campo dall'inizio a gare in corso. Voglia di crescere costantemente, dunque, studiando come sempre al meglio l'avversario. Sulla Casertana e sulla falsariga del Picerno, sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto dell'occupazione degli spazi che ti portano nella costruzione tanti uomini nella tua linea difensiva, è una squadra che ti sollecita tanto dal punto di vista dell'occupazione degli spazi. Per questo devi essere pronto, e noi lo siamo pronti. Deve essere un grande approccio, un grande atteggiamento fin dall'inizio. Casertana-Catania sarà seguita come sempre da Telecolor, 3 ore live, con diretta stadio dalle 14.30, collegamenti dal Pinto, considerazioni in studio e in anteprima le interviste post partita. Sempre alle 15 il Messina riceve al Francoscoglio la visita del Benevento, allenato dall'ex Auteri. Sul neutro di Potenza invece il Trapani si misura contro il Sorrento. Sergio Colosi. Consensi e applausi non bastano più. Alla classifica del Messina servono ora i punti. A maggior ragione con un calendario a dir poco complicato e una sola vittoria contro il Taranto in 7 giornate. Al Francoscoglio c'è il Benevento, senza successi in trasferta, ma che gioca per la vetta solitaria dopo il pareggio del Picerno. Chapeau al Benevento e prima, ma noi veniamo anche da 2 risultati che sono bugiardi a livello, ribadisco, di prestazione importante, e quindi dovremmo avere quella rabbia giusta, importante, da trasferirla sul campo nel volere fare il nostro dovere appieno e cercare di contrapporci a una squadra che in questo momento gioca bene, in grande salute, la classifica lo dice. Unico assente l'infortunato Salvo. Crapicas in porta e Anatriello prima punta le possibili novità. Dopo la Quaterna alla Turris e prima ancora la Cinquina al Potenza, il Trapani contro il Sorrento sul neutro del Viviani di Potenza cerca prestazione e terza vittoria consecutiva. Ma una squadra in salute, una squadra che ha gli stessi nostri punti, quindi sicuramente di grande qualità, che ha fatto molto bene inizio di campionato e che ha giovani di valore misti a giocatori di qualità, quindi sicuramente è di esperienza, quindi sicuramente una partita impegnativa, una partita da affrontare nel migliore dei modi, con grande umiltà, con grande consapevolezza, che andiamo a giocare con una squadra che sta attraversando un ottimo periodo. Confermato il 4-3-3 con Canutele, Scano e il recuperato Falli in attacco, non convocati Zuppel e Valietti. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra rete alle 20 di questa sera. Grazie ancora a tutti voi e buona domenica. La Sicilia è la regione europea della gastronomia 2025, prima in Italia a ottenere questo riconoscimento internazionale assegnato dall'International Institute of Gastronomy. Il G7 Agricoltura di Siracusa e l'Expo Divinazione sono stati il luogo e l'occasione per parlare di un riconoscimento che non arriva a caso, un successo che inorgoglisce il neoassessore all'agricoltura della regione siciliana Barbagallo. È un programma che è nato con il mio predecessore, l'assessore San Martino, con il pieno sostegno del presidente Schifani. Li ringrazio ambedue per questa straordinaria opportunità che danno alla Sicilia e a me di portare avanti questo lavoro. Sicilia, regione della enogastronomia, non significa soltanto esaltare i prodotti di eccellenza della nostra Sicilia, prodotti DOP, prodotti GP, prodotti biologici, una diversità e una biodiversità che è veramente elevata,
ma significa anche promuovere la Sicilia, promuovere il Made in Sicily, il che significa cercare di raccordare le iniziative sulla enogastronomia e sui prodotti agroalimentari con le bellezze del turismo, con le bellezze dei beni culturali, con i borghi marinari, con i borghi rurali, con le riserve siciliane, cioè sostanzialmente cercare di innalzare il livello di attrattività della Sicilia, trainando tutti gli aspetti delle bellezze siciliane attraverso l'agroalimentare. Ma il riconoscimento è onore e responsabilità al tempo stesso. Io spero che stiamo per uscire dal momento critico della siccità, dal momento più acuto, momento che ha visto diversi mesi con grandi sofferenze, soprattutto da parte degli imprenditori agricoli, delle aziende a cui sono molto vicino. Passato questo momento dobbiamo passare alla programmazione. Già c'è un primo intervento immediato che come governo porteremo avanti come assessorato, che è quello di emanare tra pochi giorni, tra una decina di giorni, un bando a favore delle aziende agricole che metterà a disposizione 100 milioni di euro per fare laghetti collinari, per fare laghetti aziendali, per fare pozzi, per fare impianti di dissalazione e quindi tutte quelle misure che consentiranno appunto di mitigare in futuro i sicuri periodi di siccità. Se il G7 è stato segnato dalla presenza dei giovani, anche l'assessorato regionale all'agricoltura punta su di loro. Il confronto tra le imprese e la ricerca è un incontro fondamentale. Peraltro l'assessorato agricoltura ha promosso diversi bandi per appunto facilitare la collaborazione tra le imprese e i ricercatori. Un volano per i prodotti siciliani e di certo il marchio Born in Sicily. Obiettivo dell'assessorato è anche il rafforzamento dell'export. Sì, il Born in Sicily non deve essere solo il born delle eccellenze agroalimentari, deve essere qualcosa in più, deve essere un'esportazione delle nostre bellezze turistiche, e quindi che rappresenta un asset fondamentale per la nostra Sicilia, e poi dei beni culturali. Dobbiamo rafforzare questo legame. Io sono fiducioso che riusciremo nel 2025, utilizzando questo riconoscimento, a rendere concreto questo concetto. I colori della Sicilia, con i profumi e i sapori, spiccano nella piazza Duomo di Ortigia, nel padiglione della regione, dove è difficile scegliere. Io credo che i visitatori in questo Expo hanno potuto veramente apprezzare tutto quello che noi produciamo.